Euroregione News. Concorso ippico a Codroipo. Il colonnello Francesco Tanda, comandante del 5° Reggimento Lancieri di Novara, con enfasi descrive l'evento a Codroipo. All'interno della caserma Andrea Luigi Paglieri, sede del Reggimento Lancieri di Novara, dove quest'oggi è stata organizzata la seconda tappa del concorso ippico nazionale, che vede cavalieri militari e cavalieri dei circoli ippici friulani e veneti confrontarsi in una serie di gare aperte a tutti, dai più giovani ai più esperti, per tutta una giornata, questa giornata, bellissima giornata di domenica. Per quanto riguarda noi militari, noi cavalieri del Reggimento Lancieri di Novara, quello di continuare a vivere il mondo dell'equitazione, che è un mondo fondamentale per quanto riguarda le nostre tradizioni e la nostra cultura di militari a cavallo. Dal punto di vista sportivo è cercare di aprire le porte della nostra caserma anche al personale che vive lo stesso nostra passione del cavallo, e quindi insieme confrontarsi su una serie di percorsi sempre più complicati a seconda delle categorie e riportare il cavallo al centro delle nostre giornate. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.